Bella ragazzi, tutti il comandante Veneziano, siamo sotto GP18, sia Misano, penultima tappa della Lucky Cup, sia Multimi, qualificazione disastrosa. Il Cume adesso deve pensare più a guidare che alle ragazze con l'ombrellino. Sono fighe, ma pensiamo alla penultima gara, anche perché poi c'è Aragon e quindi dobbiamo cercare di arrivare tra i primi 3-4. Vai raga, andiamo. Go! Partiti ragazzi, tutti a cannone per la prima curva, che è già una curva pericolosa, devo appoggiarmi bene, se no so cazzo. Almeno nella top 10 raga, almeno nella fottutissima top 10. Qualcuno già rischia, però ho dovuto farlo. Devo appoggiarmi, ma tranquillo, i 21esimi siamo ancora iper dietro. Quindicesimi. Devo recuperarne più possibili. 14esimo. Ok, la partenza migliore, insomma, la partenza migliore, cioè come si dice, la migliore partenza possibile. Scusate, un po' di vaneggia. Ok, 12esimi. Relax, come relax. Oggi finiamo sta cacchio di rookie. E dopo siamo decimi, e questo è l'obiettivo come andiamo, 10 position, abbiamo Mikion Kawa Candela. Tanto davanti, dietro se le danno di santa ragione. Vado lungo, non ci credo. Queste curve lente faccio proprio fatica. Che in questo momento non mando giù. Matteo Patacca, cioè pataccone nono. Chiaramente arrivare nono mi esclude completamente dalla lotta per il titolo, però forse non per il terzo posto. Siamo decimi. Comunque l'obiettivo che mi sono dato a inizio gara, comunque non siamo lontanissimi. Guarda Patacca, ragazzi, Patacca fa qualche errore. Che non ho proprio il ritmo, perché sono ancora scarso come pilota purtroppo, sono ancora di livelli molto bassi. Ok. Sempre decima posizione, ma non riusciamo proprio ad avvicinarci a Patacca. Siamo là, siamo lì per prenderlo, ma non riusciamo a prenderlo. Questo veneziano, questo gondolaro che tenta di entrare nella moto che conta. In verità da 26esimo, decimo posso anche tenermelo buono come risultato, però incostante, 2 vittorie, ma il resto dei risultati schifosi. Riesco a fare l'acuto per prendere neanche Patacca, meno di un secondo, attenzione, addirittura rischio di perdere le 2 posizioni. Siamo ancora delle pippe obese ragazzi, siamo ancora delle pippe. Giro record di Carrasco. Noi giriamo lenti ragazzi, giriamo lenti, non è proprio la nostra gara quest'oggi. Final lap. Prendo malissimo la sequenza. Cerchiamo di tenere la decima piazza, sarebbe già un buon risultato a mio modesto parere. Dopo c'è Aragon, una delle gare più sfavorevoli in assoluto per il Cume. Guarda che stronzo. C'è una di lusso che stavamo per cadere. 90-120 è un livello tosto per questo mio grado di apprendimento, nel senso che non gioco da troppo tempo e mi manca proprio il ritmo. Io giocavo più con la leggenda senza con fisica pro, adesso stiamo facendo fatica, facciamo fatica.
Dobbiamo alzare l'abilità del pilota. Perché io da quando hanno messo questa cosa delle abilità un po' sono calato, preferivo sempre sinceramente, però abbiamo tempo, c'è tempo per migliorare. Ho sbagliato, però non mi dà attenzione, diciamo che siamo su rigoroso con le bandiere, però è andata bene. Ne rischiamo di perdere la piazza. Vado lungo. Dai che va bene decimo. Ultima curva, chiudiamo decimi. Non una questione da incorniciare, ma purtroppo questo è il mio risultato. Da 26esimo. Mentre i piloti completano il La classifica ci vede ancora terzi, però a pari in punti con Yamanaka, sarà durissima. E anche con Onku. Siamo tutti là, raga, siamo tutti là. Arriveremo al livello 46? No, porca. Mamma mia ragazzi, altro ultimo posto in griglia, ultime due qualifiche disastrose, ma sappiamo che Aragon è una delle gare più sfavorevoli per il Q. Provo a fare un'altra rimonta, cerchiamo di tenere il terzo posto nel mondiale, ma sarà durissima. Troppo sfortunato che hanno scelto queste gare per la Rookie Cup, cioè vaffanculo, dammi qualsiasi altra cosa, ma proprio Misano ed Aragon dovevo imparare a far bene anche quelle, ma io le mie gare zoccolo duro. Oddio, addirittura erano... Prima curva degna del peggior cume. Vabbè, togliamoci dalle balle sta Rookie Cup, raga. Togliamocela dai maroni perché non la sopporto già più. Peccato perché 2 vittorie erano importanti su 7 gare, vincerne 2 non era certo male, però ha fatto troppo da scagare nelle altre. E quello purtroppo ha influito sulla nostra gara. Cerchiamo di fare qualche punticino che ci ripeto il terzo posto è utopia pura, dovrei arrivare almeno nella top 5 minimo e ancora non è sicuro. Ma queste curve qua non riesco a interpretarle ragazzi, ci sarà bisogno almeno di 1 o 2 stagioni prima di tornare un cume decente. Dove varrà questa, esternazzo scandaloso. Male. Veramente una Rookie Cup che la stiamo finendo non proprio benissimo, anzi tutt'altro. È bruttissima questa, mamma mia. Sto provando a spingere ma facciamo veramente tanta fatica. Siamo dietro a Sasha Gredevich. Beh, Aragon l'ho sempre odiata, una gara inutile, devono toglierla dal mondiale solo perché il Cuba non la sopporta, insieme all'Argentina, e invece la tengo. Poi magari mi tolgono Indianapolis, le mie gare me le levano, fa il cuore. Sto provando ragazzi, ma non riesco, qua proprio non riesco, se in a Misano potevo far di più, soprattutto in qualifica, qua proprio. Faccio una fatica, qua addirittura rischio di cadere. Speriamo di avere una offerta decente, comunque 2 vittorie le ho fatte comunque, quindi magari qualche team ha voglia di rischiare sul cume, speriamo. Speriamo di finire almeno in mondiale in top 5. Bastava almeno l'ultima gara, fammela fare valere. No dai, con la schifezza dell'umanità. Per poco cadevo anche. In questo momento ho un punto in ridato. So che fatica a tenerla, mamma mia. Che brutte cose che stiamo vedendo. Proprio male. Sta gara non mi sta piacendo. Sembra almeno a Misano ho tentato di fare qualcosa qua. Siamo proprio nelle retrovie, forse potevo mettere il livello proprio un po' più facile, però cacchio, mi sono andato a 120, non volevo proprio passarlo di più. Quindi questa curva ne sto più a farla.
attenzione, ai, la prossima è penalità. Dai, finiamo sta gara. Mamma mia ragazzi, che schifo. Sì, ormai anche Sasha è andato via. Cerchiamo di finire sta gara, ciao. Finiamo sta gara, ciao. Ultimo giro final lap per un Pume delusissimo che chiude molto male la Rookie Cup. Chiudiamo la Rookie Cup male. Adesso mi sto avvicinando, incredibile. No, tanto non lo prendiamo Sasha neanche se vuoi. Non che pecca dei giochi della quadra MotoGP che non cadono mai gli altri, mamma mia che nervi. Non c'è quel colpo di scena là purtroppo. Ok. Lungo. Andiamo a chiudere sta gara pietosa. Inguardabile a tratti. E vediamo se ci sono offerte, a questo punto speriamo in qualche offerta e poi iniziamo delle vere e proprie, c'è sta roba per Rookie Cup a Rookie Maroni. Speriamo di non avere proprio un'offerta dalla squadra più scarsa, ecco, questo spererei di no. Non ci credo, vado anche a sbagliare all'ultimo giro, è incredibile. Finiamo ultimi. Lasciamo perdere. Finiamo ultimi per una caduta finale. Chiudiamo proprio come dei polli. I protagonisti di questa emozionante corsa stanno completamente. Alla fine finiamo sesti, addirittura neanche in top 5, anche con il quinto posto, non cioè veramente, anche col 15° posto, vai. È andata così. Neanche a livello, ma dai. Considerato come è andata la gara di oggi. Male. Adesso vediamo, speriamo di avere una chance. Speriamo di avere una chance in Moto3, ma veramente 2 gare iper disastrose. Guarda offerte. Ok, allora Moto3 o Red Bull, no, direi anche Moto3. Petronas Sprint Racing, penso che sia la scarsa. Allora fiducia iniziale, così. Prestazioni in squadra, posizione richiesta, 10. Beh, insomma, neanche malissimo in realtà. Questa 10ª. Marinelli. 15esimi. E di offerte ne ho anche tante. Boh, io starei qua, però non so perché. Sono uguali tanto. Non so, mi ispiro alla prima, magari faccio la cagata, ma chi se ne frega. Firma. Ok. Sviluppiamo la moto. Ok, siamo in Moto GP. Cioè in Moto 3, scusate. Email. Allora, sviluppo moto. Primo pilota, speriamo di arrivarci. Pronto per partire. Punto del 13° posto in gara e 10° nel mondiale. Ok, sviluppiamo moto.
E che soldi non ne abbiamo. Ok, con calma sviluppiamo tutto. Buono raga, allora, calendario, si parte Qatar, non ci sono gare nuove. Le Mans, Sachsenring, Brno Circuit. Questo, Thailandia, mai vista. Ok, raga, sotto il commendatore veneziano siamo nella moto che conta, cioè diciamo nelle corse a due ruote che contano, e speriamo di fare qualcosa di positivo, anche se le ultime due gare in Rookie Cup sono state veramente disastrose. Raga, sotto il commendatore veneziano, ciao!